interessa il tema dell'apicoltura? Sì, diciamo che è uno degli scopi e delle finalità statutarie dell'associazione della nuova Assoapi Ligure. Le api sono poi il termometro di quello che sta succedendo nella natura, quello che sta succedendo nei nostri boschi, quindi è importante conoscerle per conoscere tante cose che è meglio fare e non fare. Quali sono le altre date del corso? Infine, come funziona? Allora, sabato prossimo, sabato 29, poi facciamo un'interruzione di una settimana perché dovrebbe esserci la più grande fiera nazionale di miele a Piacenza, l'Apimel, e poi riprenderemo ancora con un sabato successivo del corso teorico e poi ovviamente passiamo dal dire al fare con una prova pratica appunto in apiario dove ciò che si è detto verrà anche verificato direttamente con le api stesse. Con questo caldo anomalo qual è il pericolo per le api? Se ci dovessimo trovare con un ritorno di freddo a fine stagione, il pericolo può essere o di perdere le api o comunque di avere poi dei danni molto grossi a livello apistico. Per le api adesso è già primavera in un certo senso. Si stanno già ritrovando in una situazione primaverile, con la conseguenza che loro hanno ricominciato a fare il loro ciclo biologico naturale, però prima del dovuto perché è sempre troppo caldo e di conseguenza trovano già le prime piante fiorite dove loro hanno cominciato a fare il loro lavoro di impollinazione. Quindi in caso di freddo dovrebbero rimanere in alveare e consumare quel cibo che avrebbero messo da parte. In caso di una stagione, tra virgolette, normale, le api generalmente stavano ancora all'interno del proprio alveare consumando il proprio cibo. Invece se continua questo tempo, logicamente consumano prima il proprio cibo che hanno all'interno e se viene un ritorno di freddo possono perdere o mancare il cibo necessario per la loro sopravvivenza.